Mister Carmine ha parlato, un'analisi della partita. Sicuramente dispiace per la sconfitta, per il derby che ci tenevamo tantissimo, per la nostra gente, per i nostri tifosi, e quindi ci dispiace enormemente. È chiaro che devo rivedere alcune cose. Abbiamo cercato di facilitare quella che era la loro forza. Nel giro di 5 minuti dovevamo essere più attenti nel non dare questa possibilità di andare a rete. Abbiamo provato a metterlo in difficoltà e la partita ce la siamo giocati a viso aperto. Sicuramente ci sono state azioni da entrambi i lati, abbiamo avuto qualche possibilità per poter pareggiare. Poi credo che il secondo tempo, a parte un discreto inizio, c'è stato questo 2-0 da parte loro che l'hanno ancora di più aiutati mentalmente nel contesto della partita, nel cercare di portarla dalla loro parte. Quindi dispiace, ma ovviamente bisogna cercare di correggere gli errori, guardare avanti con grande fiducia e non pensare a niente e essere arrabbiati, incazzati per la sconfitta, perché questa era una cosa che il sottoscritto non se l'aspettava e non voleva fare in modo di incominciare così, però siamo qua per cercare di lavorare e allo stesso tempo anche di tenere sempre alta la concentrazione per il futuro. In particolare, mister, quali sono gli errori su cui dovrete lavorare? Ma quello che ho visto oggi sicuramente la parte iniziale dove è una squadra comunque amalgamata e che veniva da un trittico di partite di vittorie, dovevamo essere ancora di più concentrati nella fase difensiva. Vista da fuori si è vista una squadra in difficoltà mentalmente e anche fisicamente, è sembrato a tratti. Quanto preoccupato sei onestamente? È una cosa che comunque una settimana sto cercando un attimino velocemente di guardare ambedue le cose. Io all'inizio avevo parlato che era un discorso sicuramente mentale perché fisicamente non lo sapevo, adesso mi sono reso conto anche da parte tua che sicuramente qualche cosa manca a livello fisico. Paolino, come sta? Cosa ha avuto? Aveva avuto un problemino fine settimana, abbiamo provato a tenerlo in partita fino alla fine, ha stretto i denti, la voglia di giocare e di esserci c'era, però poi dopo nell'aggressione, nell'intensità ha sentito questo fastidio di nuovo dietro al flessore e quindi abbiamo ritenuto fermarlo. Quanto ti ha cambiato i piani dover sostituire Beltrame? Tanto, perché comunque un centrocampo vecchio, è vero che abbiamo alternative giovani che hanno gamba e quant'altro, però sicuramente avere dei giocatori di categoria in momenti come questi importanti ti portano ad avere un po' più di serenità e fiducia. Poi hai messo Nicolò inizio ripresa, anche lo stesso Francesco, di solito i cambi del Treviso davano qualcosa in più, oggi Ho provato ad allargarli perché vedendo che centralmente comunque non riuscivamo ad entrare, ho provato ad allargarli un pochettino, l'abbiamo fatto a fasi alterne, però io credo che la partita l'abbiamo persa dopo 4 minuti. Tatticamente avevi provato Viero un po' più basso davanti alla difesa, poi il gol è arrivato anche dalla sua incertezza, soddisfatto? La colpa è di tutti, la colpa è la mia, la colpa è principalmente la mia e quindi bisogna guardare avanti, anche se è un momento dove sono aumentate le difficoltà, ma siamo grandi e vaccinati e quindi in questo caso bisogna fare in modo che nelle difficoltà bisogna reagire, bisogna fare in modo di essere più responsabili ancora di più rispetto a prima. aumenta anche il divario in classifica dalla Dolomiti. Purtroppo capita anche questo, perché in questo caso, in questo momento e per quello che può essere l'obiettivo, ahimè è successo anche che dall'altro lato, però
dispiace principalmente per quello che è i miei ragazzi, i miei tifosi e la mia società, e poi se veniva un risultato positivo eravamo ben felici, ma non guardo loro, guardo me. Mister, come ha visto invece il Mestre? Bene, una bella squadra, avevo già fatto i complimenti precedentemente a loro, era quello che avevo visto. Una squadra che ha un'identità, che pratica un calcio di qualità e di corsa. Ripeto, a volte quando vai in opposizione a quelle che sono gli avversari, loro alla prima possibilità hanno fatto gol, noi alla prima occasione purtroppo capita anche di sbagliarlo il gol, e in partita oggi ci è capitato, le occasioni che abbiamo avute non abbiamo avuto quella forza di buttare giù la porta. L'ultimo, mister, il cambio di Gioè è solo tattico? Sì, era tattico perché la caratteristica comunque volevo allargare, mi serviva una punta e dovevo scegliere tra loro due.